con Simonetta Rubinato ad Adria per presentare appunto la sua lista che si presenta per le elezioni regionali 2020. Buongiorno, innanzitutto una piccola descrizione della dottoressa Rubinato. Ma io sono un avvocato, ho fatto il sindaco di Roncade per 10 anni in provincia di Treviso, ho fatto anche 2 mandati come parlamentare. Dal 2018 non ne ho nessun incarico e mi sono impegnata a cercare di rappresentare quella volontà, quella richiesta grande di autonomia e di autogoverno che i veneti con 2,2 milioni di sì hanno espresso nel referendum del 2017. Credo che questa terra abbia bisogno di avere tutti gli strumenti e le risorse necessarie a ripartire dopo la grande crisi economica che è partita nel 2008 e che ci ha visto poi ripartire e riprenderci, ma che poi di nuovo ci ha visto ripiombare in una situazione di grande difficoltà economica e sociale che in questo autunno si manifesterà dopo la pandemia da coronavirus. Il Veneto sta invecchiando, è affaticato, sta perdendo anche in graduatoria, sta perdendo posizioni rispetto alle altre regioni, alla competitività di altre regioni italiane ed europee. Per esempio nell'export siamo stati superati dall'Emilia Romagna e quindi ha bisogno di una guida regionale che sappia valorizzare veramente i settori che sono trainanti, che hanno bisogno di supporto e di sostegno, che sappia mettere in gioco le competenze dei nostri migliori giovani anziché questi se ne vadano da un'altra parte a costruire un proprio progetto di vita. Noi siamo la regione tra Lombardia ed Emilia Romagna, siamo i 3 motori economici del paese, ma soprattutto dal Veneto i giovani vanno via e dobbiamo chiederci perché, cosa fare per tenerli qui. E stiamo invecchiando, nascono meno bambini e io ricordo che Bolzano, gestendo bene l'autonomia, è il posto d'Italia, pure in una situazione non facilissima perché la montagna non è di sicuro un luogo facile da abitare, eppure lì ci sono servizi alle famiglie, nascono bambini che non nascono nel resto d'Italia. E allora le energie, i talenti di questo Veneto che non si arrende mai e che ha voglia di farcela vanno liberati. Ecco, lei fa, diciamo che la sua lista fa dell'autonomia il punto cardine del programma. Da cosa si differenzia la vostra lista rispetto, non so, alla lista Zaia o altre liste che dell'autonomia anche loro fanno il punto di riferimento? Beh, innanzitutto la credibilità che viene dai fatti del passato, perché le promesse in avanti sono facili da fare, però invece i fatti dietro sono lì, sono scolpiti. Quali sono questi fatti? Io nasco autonomista e federalista, ho fatto 2 anni in Parlamento nel gruppo per le autonomie, ho conosciuto come lavorano i colleghi della Suda Tirolo Vospartai, davvero rappresentano i territori a Roma e rappresentare il Veneto con la schiena dritta, senza dipendere dalle decisioni delle segreterie dei partiti nazionali che abbiano sede a Roma o a Milano, cambia davvero la rappresentanza dei territori. E poi soprattutto io sono la parlamentare che nel 2013, quando nessuno parlava di autonomia differenziata, fece approvare in Parlamento, nella legge di stabilità 2014, l'unica norma che esiste nella legislazione ordinaria per far partire l'autonomia differenziata, e cioè la norma che impone al governo nazionale il percorso del negoziato. È una mia norma perché io già allora avevo in mente la prospettiva di un progetto di autogoverno del Veneto utilizzando l'autonomia differenziata messa nel 116 terzo comma dalla riforma del 2001 della Costituzione. Io offersi quella norma nel 2014 al Presidente Zaia, al Consiglio regionale tutto del Veneto, perché prevedeva anche un corridoio preferenziale per il Veneto per trattare da subito l'autonomia, e in realtà né chi governava la Regione Veneto allora e la governa tutt'oggi né l'opposizione fecero nulla per portare a casa il risultato che quella norma concedeva loro di fare. Anzi, devo dire, mi ricordo che nel 2013 a dicembre Zaia disse: la proposta dell'autonomia differenziata della Rubinato è un'aspirina che non serve al mio Veneto dei forconi dell'indipendenza. Bene, siamo nel 2020, 6 anni dopo, sono lieta che il Presidente della Regione si sia convertito sull'autonomia anziché sull'indipendenza che sosteneva allora la Lega e la secessione. Il problema è che sono passati 6 anni invano, non è stato portato a casa nulla. Ora si candida per un terzo mandato, ma quanto affidabile è oggi Zaia con una Lega che lo sostiene salviniana, anti-europeista, sovranista e nazionalista? Ricordo che Salvini diceva:
Con noi al governo, in 15 minuti il Veneto avrà l'autonomia, di giorni ne è stato quasi 500 al governo, ma qui non abbiamo visto un solo passo in avanti in 3 anni dal referendum e quindi davvero io credo che i veneti debbano tornare a votare per dire rimetto nell'urna quel sì che la Costituzione ci riconosce, il sì all'autogoverno e all'autonomia e voto questa lista, la lista della Rubinato perché lei è stata coerente, ha parlato di autonomia quando non ne parlava nessuno prima e oggi sganciata dai partiti, anche dal partito a cui appartenevo, il Partito Democratico, ormai tutti autoreferenziali e centralisti, vuole cominciare a costruire dal basso un vero partito federale. Sappiamo che intanto metteremo un seme, ma poi le piante possono crescere e quindi noi crediamo che nel tempo, così come abbiamo avuto ragione, Zaia si è convertito all'autonomia dopo 6 anni che io la proponevo, sappiamo anche che avremo ragione con il nostro progetto, però aiutateci, cittadini, a farlo crescere più in fretta. Parlando di Zaia, visto che l'ha accennato, lei era molto critica sul terzo mandato di Zaia, perché diceva che una continuità di questo tipo potrebbe solo nuocere e conferma ancora questa sua tesi? Guardi, c'è un principio fondamentale della Repubblica che è stato votato in una legge che è del 2004, la numero 165, la quale stabilisce che i presidenti di regione eletti a suffragio universale diretto non possono candidarsi per un terzo mandato consecutivo. Non ha portato bene né a Formigoni né a Derrani né a Galan il terzo mandato. Io ho scritto a Zaia una lettera aperta a cui lui non ha risposto per ricordargli che la norma transitoria che in Veneto approvata dalla sua maggioranza nel 2012 gli consente, in violazione di un principio fondamentale della Repubblica approvato nel 2004, di candidarsi per un terzo mandato è un problema. È un problema per le regole democratiche ed è un problema anche per lui. Non sarà facile per lui la gestione di un terzo mandato con un così grande consenso e poi denota un limite del Presidente Zaia ma anche della stessa Lega. Non sono riusciti evidentemente a costruire nuova classe dirigente. Un sindaco dopo 2 mandati sa che deve costruire qualcun altro, deve esserci un rinnovamento. Questo non significa che Zaia non abbia prospettive di fare altro e di utile e di importante per il Veneto. Io penso che Zaia possa dare una mano ancora al Veneto in altri ruoli, in altre forme, ma i principi fondamentali della Repubblica vanno rispettati e secondo me avrebbero anche favorito una competizione più paritaria. Mi spiego, se io da sindaco alla fine del secondo mandato mi fossi ricandidata per il terzo, insomma, quasi pacifico che, essendo amata dai miei cittadini, avendo tante relazioni costruite in 10 anni, conoscendo così bene la macchina amministrativa, il mio territorio, avrei avuto un vantaggio incredibile sugli altri avversari. Ma ci chiediamo, è questa la politica che oggi vogliono i cittadini? Io capisco che la guida di Zaia dopo la pandemia dia sicurezza ai veneti, ma noi dobbiamo anche pensare al futuro, dobbiamo pensare anche a costruire nuova classe dirigente e purtroppo in Veneto, devo dire da questo punto di vista, non ammettere da parte del centrodestra che governa questa regione da oltre 25 anni che non c'è alternativa a Zaia vuol dire che davvero abbiamo una classe dirigente limitata e inadeguata, è un ammettere questo limite. Non parliamo poi dell'opposizione che non ha mai costruito una figura autorevole, una prospettiva di progetto politico autorevole dalla parte dell'opposizione. Insomma, c'è stato una sorta di consociativismo sia con Galan prima sia con Zaia poi. Questo non fa bene alla democrazia. Quindi io lo dico con grande tranquillità, non attaccando il presidente Zaia, non attaccando le persone, ma dicendo che in una democrazia tutto questo non è fisiologico. Anche il Presidente degli Stati Uniti è al limite di 2 mandati. Pensiamo al potere che è concentrato nel Presidente della Regione Veneto, il potere che ha in materia di sanità, le reti di relazioni che si creano in 10 anni. Ogni tanto nelle case bisogna anche fare un po' di cambio d'aria, ecco, perché se no tutto diventa stantio, sclerotizzato e lo ripeto, non è per il bene della democrazia e secondo me non è un vantaggio neanche per il Presidente Zaia che oggi, con il consenso che raccoglie da parte dei veneti, avrebbe un compito. Non usare questa popolarità, questo consenso che gli danno i veneti in funzione solo della sua carriera anche a livello nazionale, ma
usarlo per il bene dei veneti, cioè farlo tradurre in scelte concrete, opportune, che facciano fare dei passi in avanti ai veneti. Un Veneto che è purtroppo politicamente marginale, lo dico dopo essere stata nei palazzi romani, poiché in questa regione il centro-sinistra pensa di perdere comunque e il centro-destra pensa di vincere comunque, questa regione non è contendibile, il che fa sì che nel centrodestra, nel centrosinistra, quando sono al governo nazionale, investano su questa regione, che infatti, guarda caso, fa una strada che si chiama Pedemontana e i veneti se la pagheranno stracara, cioè dopo aver pagato le tasse con cui si fanno le tasse anche nel resto d'Italia, i veneti si pagheranno una Pedemontana come un salasso. Oppure ancora, faccio un altro esempio, Zaia insieme col governo del PD cosa ha fatto? Ha restituito la governance proprio nell'ultimo anno delle strade del Veneto all'ANAS a Roma. Ma com'è possibile che dici che vuoi l'autonomia e restituisci il potere sulle strade del Veneto a Roma? Pensate che a Bolzano la prima materia competenza che si sono portati a casa è quella delle strade, perché si manutentano meglio, in modo più efficiente qui sul territorio. Mi è stato detto, ma non abbiamo le risorse, così le metterà ANAS. Scusate, ma 2.200.000 voti che si sono presi 3 anni fa non sono utili nemmeno a tenersi le strade e a chiedere a Roma che resti qui almeno quello che serve per manutentare la nostra viabilità. Se questa è l'autorevolezza per discutere di autonomia e portare a casa 23 materie, io la vedo molto molto dura e molto difficile. Passeranno ancora troppi anni prima che ciò accada. Allora io chiedo ai veneti di dare un voto di investimento su una start-up della politica. Noi siamo in questo momento un piccolo gruppo di persone, una piccola forza che però ha tante opportunità di crescere e che chiede loro di fare un investimento per far sì che in Consiglio regionale ci sia chi davvero ha la schiena dritta sull'autonomia, dentro la Costituzione ma schiena dritta, senza ricevere ordini né da Roma né da Milano, e quindi incalzeremo chi governa la regione, probabilmente sarà Zaia, lo incalzeremo se non farà quello che va fatto per il bene dei veneti, perché magari anteporrà l'interesse di partito a quello dei veneti, e lo sosterremo se farà cose buone per i veneti. Noi dipendiamo dai cittadini, i cittadini ci hanno dato le firme, siamo una delle pochissime liste che ha raccolto le firme per partecipare alla competizione elettorale, ci siamo fidati dei cittadini per raccogliere le firme, per essere liberi, non abbiamo accettato compromessi con gruppi già in regione o consiglieri regionali che ci volevano dare la firma ma chiedevano qualcosa in cambio, ci fidiamo dei cittadini anche per entrare a schiena dritta in Consiglio regionale ed essere di pungolo a chi governerà e per fare un'opposizione seria.